viaggio all'interno del territorio di Tonara perché non potevamo non andare a vedere come si realizza il torrone, famoso torrone di Tonara, e siamo in una delle realtà produttive più importanti, il laboratorio di Pruneddu, torronificio Pruneddu. Siamo con uno dei titolari, Fabrizio Pruneddu. Grazie innanzitutto di averci ospitato qui all'interno del laboratorio. Siamo proprio durante la fase di realizzazione dell'ultima fase, che consiste in che cosa esattamente? Consiste nel immettere la frutta secca nella pasta già pronta, poi dopo una amalgamata tutto quanto le mandorle insieme alla pasta del torrone vengono tolte con delle palette in legno e messe nelle forme che si utilizzano per le feste paesane, i blocchi grandi oppure le stecche da 50 grammi fino a 300-400 grammi. Ecco, abbiamo detto una realtà importante per Tonara, perché voi producete quante tonnellate a questo punto di torrone all'anno? Si parla più o meno di 40.000 kg all'anno. 40.000 kg. Ecco, invece per quanto riguarda voi avete una particolarità rispetto ad altre zone che producono torrone. Voi fate il torrone come? Lo facciamo soprattutto di solo miele, che è una cosa importante. Poi l'utilizzo è quasi esclusivo di miele sardo, che questo è fondamentale. E poi soprattutto la tradizione che abbiamo qui a Tonara, qui sono ormai 200 o 300 anni che si produce torrone e quindi l'esperienza, ovviamente con l'esperienza si ha un prodotto genuino e di qualità. Quindi anche la vostra attività è di generazione, insomma? Sì, ha iniziato mio padre nel 63, in pratica questa è la prima azienda con macchine elettriche. Prima del 63 il torrone a Tonara si produceva soltanto a mano ed c'erano in pratica almeno una cinquantina fino anche 100 fabbrichette di torrone. Ecco, in quanto tempo si produce una scatola di torrone che mi ha detto di 60 kg? Sì, ogni cotta diciamo. Ogni macchinata, ogni cotta del torrone si aggira intorno ai 60-65 kg e ci vogliono, dipende dal tempo di cottura, dalle 4 alle 5 ore. Ecco, quali sono gli ingredienti principali del buon torrone di Tonara? Albume d'uovo e miele e poi la frutta secca, che possono essere mandorle, nocciole o noci. Noi siamo proprio davanti ai macchinari, ogni macchinario produce da solo il torrone dall'inizio alla fine. Qui vedo però proprio la prima fase, questa con il miele. Sì, qui in pratica si è messo il miele che serve per la produzione. In pratica si lascia riscaldare per circa mezz'ora, dopo mezz'ora si mette l'albume d'uovo e si lascia lavorare per 4 ore, 5 ore, dipende sempre dal tempo di cottura e da che cosa si vuole ottenere. Che tipo di miele utilizzate? Tutto quello che troviamo, dal millefiori all'eucalipto, all'arancio, all'asfodelo, al miele di corbezzolo e di castagno. E proprio qua dietro abbiamo la lavorazione dove si amalgama il prodotto finito con le noci o con le mandorle. Sì, questa è l'ultima fase della lavorazione. Appunto si mettono nell'impasto già pronto e già cotto la frutta secca, che in questo caso sono le mandorle. Si lascia amalgamare bene tutto quanto la pasta e poi viene tolta in pratica dalla caldaia e messa nelle forme di legno. Ecco, poi le forme di legno dovranno essere preparate per la distribuzione ai diversi ambulanti, diciamo? Sì, o ambulanti nelle confezioni grandi, quelle che si tagliano per le sagre paesane. Quelle che si trovano nelle sagre. Nelle sagre oppure nelle stecche che si vendono nella grande distribuzione. Ecco, l'azienda ha quanti lavoratori ha? Allora,
La stagione inizia ad aprile con circa 20 dipendenti fino a un massimo di 35. Quindi insomma la stagione inizia esattamente? Il giorno per la Pasquetta, per la Pasqua, inizia la stagione. Coincidenza con la sagra del torrone. Perfettamente. Poi ecco, il torrone fino a che periodo è buono anche per essere mangiato e distribuito? Quanto tempo può essere conservato? Ovviamente dipende dalla frutta secca. Con le mangue ha una scadenza di circa 2 anni, le nocciole hanno circa una scadenza di 13-15 mesi, mentre quello più delicato è alle noci, che ha una scadenza che varia dai 10 ai 12 mesi. Lavorazione del torrone e anche distribuzione in mercati importanti, anche internazionali ormai. Sì, anche internazionali. Ormai la nostra stagione si divide in 2 fasi, da aprile fino ad agosto per il mercato sardo, poi da settembre fino a dicembre per il mercato diciamo continentale. Per l'estero invece quasi tutto l'anno, una piccola percentuale ma tutto l'anno. Si arriva negli Stati Uniti, Giappone, poi in tutti i vari paesi della comunità europea. Quindi realizzate anche un'importante fetta del prodotto interno lordo dell'isola. Sì, all'incirca nel periodo da settembre a dicembre il 90% della nostra produzione è per i mercati italiani, continentali. Quindi importante come diciamo per l'economia sarda. Vedo che comunque lei è circondato da molte donne, la manodopera femminile è importante ed è una cosa che si trasmette da tanto tempo come tradizione. Sì, qui la produzione è fatta esclusivamente dalle donne nella produzione, perché è un lavoro tipicamente femminile, l'hanno fatto sempre le donne. Da 200 anni a questa parte sempre le donne hanno fatto questo lavoro, mentre per la parte maschile occupano altre cose nella lavorazione. Io ringrazio il signor Prunedu per averci ospitato all'interno dei suoi laboratori di Tonara e speriamo insomma di ripoterci vedere magari anche con nuove produzioni sempre a base di torrone. Quindi. Sì, solo esclusivamente torrone.